Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, accomunati dal desiderio di pace, vi accolgo con amicizia e auguro che la pace sia con voi. Dio Onnipotente, Padre di tutti gli uomini, ci guidi con la forza del tuo Santo Spirito. Dio buono e misericordioso, che si è preso cura del mondo e dell'intera umanità, inviando il suo Figlio unigenito, susciti in noi il coraggio e la libertà per impegnarci a intessere relazioni di pace, la pace che è dono di Dio. Dopo il saluto del Vescovo, il saluto liturgico, il saluto è a tutti voi, a nome dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale, Ufficio Missionario, Caritas e Azione Cattolica che organizzano questa veglia di preghiera. E ci sentiamo anche in comunione con le chiese, le diocesi del Triveneto. Questa veglia di preghiera infatti è inserita nel contesto delle celebrazioni Passi di Pace che avverranno durante tutto questo mese di gennaio dedicato alla pace. È una preghiera quindi che esprimiamo non soltanto a titolo personale, ma a titolo della nostra diocesi insieme col Vescovo e a titolo delle chiese del Triveneto, facendoci interpreti di tutta l'umanità. Quest'anno ci siamo ispirati al tema dell'anno pastorale della nostra diocesi, camminare insieme, ognuno con il suo dono. E perciò abbiamo pensato di realizzare una veglia anche in movimento, come faremo nella parte finale. Da qui infatti ci dirigeremo verso la chiesa della Madonna dei Broli a ricordarci che Gesù stesso ci invia ad uscire dalla nostra zona comfort per portare la sua pace fuori dai contesti ordinari. La pace è frutto di un cammino interiore che si vive nelle relazioni e per sua natura va edificata. Come edificare oggi una pace duratura? Nel suo messaggio Papa Francesco individua 3 contesti estremamente attuali su cui riflettere e agire, da qui anche il titolo di questa veglia. Dialogo tra le generazioni, educazione, lavoro, strumenti per edificare una pace duratura. Partendo da questi 3 contesti ci chiediamo perciò come possiamo, attraverso l'istruzione e l'educazione, costruire una pace che sia duratura e se il lavoro nel mondo risponda di più o di meno alle vitali necessità dell'essere umano, sulla sua giustizia e sulla sua libertà. E infine se le generazioni siano veramente solidali fra loro. Allora affidiamo al Signore il nostro desiderio e il nostro impegno, perché sappiamo essere anche noi protagonisti, costruttori nel cammino della pace. Preghiamo. O Dio, che estendi a ogni creatura la tua paterna sollecitudine, fa che tutti gli uomini che hanno da te un'unica origine formino l'unica famiglia unita nella concordia e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Dalla voce di Francesco Polo ascoltiamo ora il testo del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, dove ci parla di lavoro e dialogo tra le generazioni.
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l'urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell'esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani. Dall'altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell'affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani. Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. Il lavoro è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientare al bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e nello stesso tempo far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l'unico criterio guida. In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e la realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più sono consapevoli del ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la dignità umana, partecipando così a loro volta alla costruzione della pace. Lavoro, dialogo tra le generazioni, è un'esperienza che nella Casa dello Studente di Vittorio Veneto, attraverso il laboratorio di falegnameria curato da Caritas Diocesana, si cercano di far emergere. Ascoltiamo ora, tramite un video, una testimonianza di chi abita quotidianamente quel luogo di lavoro, che diventa anche luogo in cui riscoprire la dignità delle persone, specialmente le più svantaggiate, e anche luogo in cui, in questo dialogo tra le generazioni, si cresce nella speranza di un futuro diverso. Buongiorno, sono Alfredo Gagliardi, un volontario Caritas, e siamo qua nella falegnameria della Casa dello Studente di Vittorio Veneto. In questa falegnameria ci sono delle persone che collaborano e lavorano restaurando mobili e facendo dei piccoli lavori di falegnameria. Tra questi c'è Francesco, che adesso ci spiegherà come si trova in questo luogo. Com'è questa esperienza per te? Sì, diciamo che io ho perso il lavoro a causa del coronavirus e quindi mi sono rivolto alla Caritas e loro molto gentilmente mi hanno accolto, diciamo, mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro e mi sono trovato molto bene. Di lavoro qua ce n'è. Ci sono altre persone, qual è il clima che si vive in questa... Qua si sta decisamente molto bene, le persone sono accoglienti, hanno voglia di lavorare, insomma si sta bene molto volentieri.
E sì, ci sono molte persone che fanno lavori di sartoria, in cucina, c'è un po' di tutto e si sta, come dire, evolvendo la cosa della casa dello studente, vediamo come viene, diciamo. Ringraziamo Francesco per quello che ci ha detto e vi presento adesso Christian, che è un altro addetto al lavoro qui in falegnameria, che ci spiegherà appunto anche lui come si trova, che mansioni svolge e se si trova bene con gli altri addetti. Io sono Christian, ho 26 anni e anch'io ho avuto l'opportunità, come Francesco, di fare parte di questo progetto con la Caritas qui alla Casa dello Studente. All'inizio eravamo io, Francesco, con Alfredo e ci occupavamo della biblioteca a catalogare libri. Cioè, è stata una bella esperienza anche perché prima d'ora non avevo mai fatto quel tipo di lavoro. E da settembre siamo impegnati in questo progetto di restauro mobili con Mario, che è un restauratore di mobili, e diciamo che questo lavoro mi ha appassionato perché è molto bello, cioè, prendere un mobile che magari è vecchio, rovinato e dargli una vita sua, una vita propria, abbellirlo insomma. E poi devo dire che la cosa più bella è stato il rapporto che si è creato con le persone, perché si è creato veramente un rapporto di amicizia e di amicizia quasi fraterna, diciamo. Ringraziamo anche Christian e buon ultimo il meno giovane, ecco, del gruppo, c'è Giovanni. Ci esprimerà anche lui questi sentimenti che, diciamo, che questa esperienza gli ha ispirato. Comunque io sono Giovanni, sono appena arrivato anch'io qui in Caritas, da settembre che cominciamo a fare dei lavori qui in Caritas, facciamo restaurazione immobili e un po' di tutto e adesso vediamo cosa si può fare più avanti. Ma cosa vuoi raccontarci, come ti trovi con noi? Beh, guardi, mi sono trovato bene con tutti quanti, non dico la prima esperienza, ma tutte cose nuove da imparare e si mette tutto quanto in pratica con i lavori. Ok, grazie Giovanni. Adesso andremo a chiedere al vero artefice e cuore di questa esperienza, che è Mario, il restauratore, che ha messo a disposizione la sua esperienza per arricchire appunto questo progetto. Ed ecco Mario, allora, il nostro maestro di falegnameria e, come dicevo prima, il cuore pulsante di questo luogo. Breve premessa, Don Roberto mi aveva cercato, mi ha incuriosito, e quello è fondamentale, e poi li ho trovati e sono felicissimo di averli trovati. Lui mi aiuta e io sono riuscito a insegnargli qualcosa. Spero. Sono stato particolarmente soddisfatto e sono tuttora particolarmente soddisfatto perché hanno avuto una costanza nel seguire quei consigli che spesso portano fatica, portano tensione, perché quando uno non riesce a esprimersi fino in fondo si va in tensione, però questo è bellissimo perché parliamo, ridiamo e parliamo e soprattutto ci rispettiamo tanto. Io ho già vinto per questo. Il mestiere ho visto che crescono e sono favoloso, sono contento. Ecco, noi due siamo i vecchietti del gruppo e ci spalleggiamo, ecco, cerchiamo di dare, io vivo questa esperienza come un dare quello che ho ricevuto durante la mia vita, che è tantissimo, e cerco appunto di dare la mia disponibilità
a queste persone che vengono qui appunto per acquisire quella dignità che è propria di una persona che si sente veramente utile per gli altri. Ecco. Bisogna dare atto che abbiamo tante persone che ci seguono volentieri, ci stanno addosso, ci rispettano, ci danno possibilità di fare. Questo lo trovo bello, era un'esperienza nuova per me, ma valida, veramente valida. Adesso c'è la vice direttrice della Caritas, che è colei che mi ha stimolato a raggiungere questo progetto, e a lei vorrei chiedere appunto cosa rappresenta questo progetto nell'ambito della Caritas in questo territorio. Allora, la Casa del Studente è messa in un contesto territoriale significativo e importante, soprattutto perché nasce da una tradizione che accoglieva giovani. Penso che tutte le generazioni di Vittorio Veneto hanno potuto giocare in questi spazi, andare al cinema, viverla. Purtroppo poi non c'è stata più continuità per quanto riguarda questa missione legata al territorio e all'accoglienza dei giovani, e solo a seguito, circa dopo 10 anni, siamo riusciti come Caritas a restaurarla con pazienza e dedizione, ma la cosa è rendere pertanto gli spazi abitabili e usufruibili. E con una mission che richiama e ricalca la storia precedente, ma soprattutto con una vitalità e un'energia nuova, se posso dirlo. Nel senso che si è pensato di aprire dei laboratori in particolare di sartoria e tessitura a mano, cucina e falegnameria. E può essere la prossima anche realizzazione di un laboratorio per la sistemazione delle biciclette, e l'intento è quello di creare delle professionalità per persone che sono fuori dal mercato del lavoro per diversi motivi, che non hanno della dimestichezza soprattutto con i lavori manuali, che aiutano tantissimo nella relazione e nel rapporto umano, e questa voi avete proprio incontrato parte dell'anima della casa, perché al di là delle strutture belle, in ordine, pulite, se non ci sono le persone che danno vita allo stabile, manchiamo di qualcosa. Per cui Caritas, con la collaborazione di enti, di energie, di tantissimi volontari, è riuscita a dar vita e a iniziare questo cammino di vita di questa struttura. Grazie. Grazie a te, Mara, che ci hai veramente stimolato a creare questa atmosfera così importante per appunto la crescita umana di tutti noi, insomma, ecco. Sì, io sono qui, ma sono in rappresentanza di tutti quelli che stanno dietro, per cui un susseguirsi di direttori che si sono impegnati in primis, ma di colleghi e come ripeto sempre, di volontari, che di per sé è la persona che fa la differenza, al di là di quante strutture noi possiamo costruire. Una bella testimonianza di un ambiente di lavoro magari un po' diverso da quelli che siamo abituati a conoscere, dove la relazione, il dialogo sono la prima e fondamentale dimensione che viene vissuta. Allora diamo eco a quanto abbiamo ascoltato in questa testimonianza, lasciandoci provocare da alcune domande per mettere in gioco anche un po' la nostra vita rispetto a questo. Come viviamo noi questo scambio generazionale e che cosa facciamo concretamente nelle nostre famiglie, nel luogo di lavoro per promuoverlo. Nei nostri contesti come cerchiamo di valorizzare chi ha più esperienza e come cerchiamo di trasmettere l'esperienza che abbiamo acquisito.
cosa fare concretamente, personalmente e come comunità per metterci in ascolto delle generazioni più giovani, quali valori ci sembra importante trasmettere. Lasciamo crescere qualche pensiero dentro di noi e trasformiamo questo pensiero in preghiera, affidandolo al Signore. Seconda tappa di questa veglia, l'educazione come elemento fondamentale per un nuovo patto sociale. Ascoltiamo dalla voce di Federico uno stralcio del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale per la Pace. Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito a livello mondiale il bilancio per l'istruzione e l'educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale. Rendono la persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. Le spese militari, invece, sono aumentate e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche
che prevedano un'inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell'educazione e i fondi destinati agli armamenti. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali. La cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia e la cultura dei media. È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale attraverso un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole, le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l'umanità intera nel formare persone mature. Da qualche anno in diocesi è stata costituita un'equipe di lavoro grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Missionario Diocesano e Caritas in un'iniziativa denominata La carità va a scuola. Si tratta di una proposta educativa per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sui temi della giustizia, della mondialità, della pace. Certi che in questo investimento sull'educazione possiamo puntare su una sensibilizzazione rispetto a quanto ci sta a cuore. Chiederei ad alcuni membri di questa equipe di venire ora a portare la loro testimonianza. Buongiorno a tutti, eccomi qua, io sono Maria Grazia Salmaso, sicuramente qualcuno mi conosce, responsabile dell'ufficio missionario e insieme ad altre persone oggi sono portavoce di un gruppo di lavoro, l'equipe che lavora per questi laboratori che portiamo in quasi tutte le scuole della nostra diocesi. E di cosa si tratta? Sono laboratori, quindi delle attività che svolgiamo in classe sia nelle scuole primarie, che vuol dire elementari, sia nelle scuole medie che nelle scuole superiori. Il contenitore si chiama Educazione alla mondialità, ma dentro educare alla mondialità c'è fondamentalmente il desiderio di passare un messaggio profondo, che è quello di costruire la pace, costruire un mondo migliore, un mondo che possa essere vissuto e che sia vivibile in modo sereno per tutti noi. Il raggiungere i bambini, il raggiungere i ragazzi è chiaramente un percorso arduo ma essenziale, perché la pace non arriva dall'alto, non è che si genera per sua natura, ma si comunica, si trasferisce, si testimonia. In primo proprio con le esperienze di vita, per cui quando andiamo in classe raccontiamo chi siamo e cosa facciamo, perché siamo arrivati a fare quello che facciamo, ma in secondo luogo anche facendo conoscere una dimensione, dando informazioni ai ragazzi rispetto a queste tematiche che spesso non hanno. E come si sviluppano? Di fatto ogni anno noi contattiamo le scuole con un testo scritto costruito da questa equipe, composta adesso da 4-5 persone, ma si modifica ogni anno, e le scuole aderiscono a queste iniziative. Sono laboratori tematici,
Per esempio ci sono i laboratori dedicati al creato, ci sono laboratori per la valorizzazione dell'acqua, laboratori sul tema delle ingiustizie, laboratori che sviluppano tematiche legate all'uguaglianza, all'accoglienza dei diversi, delle persone in difficoltà, ma anche ultimamente abbiamo introdotto un laboratorio interessante anche creato in questo momento particolare che è legato alla lettura delle proprie emozioni. Si chiama, pensate, Giù la maschera, e vuole aiutare i ragazzi a mettersi in connessione con il vissuto che questa esperienza, questa pandemia, diciamo in qualche modo, ha portato nelle nostre vite. E questi laboratori come funzionano? Noi andiamo in classe, accolti dagli insegnanti che accettano questa iniziativa, e ci relazioniamo ai ragazzi. La modalità però non è didattica, non è diretta, non è come questa dove io parlo e vi racconto, ma è una modalità interattiva attraverso il gioco, la proposta di attività anche manuali tipo il disegno, attraverso la visione di video particolari, attraverso la testimonianza diretta di cose che abbiamo visto, conosciuto. Mettiamo in condizioni i ragazzi di fare un'esperienza. Quindi, come dire, promuoviamo un piccolo spazio di laboratorio di valori, un laboratorio di esperienza di valori di pace, di uguaglianza o di vita del creato, di amore per la madre terra. Questa esperienza che loro vivono, ci siamo accorti, lascia in loro un segno indelebile, un segno molto forte. È vero, noi siamo in classe magari per poche ore, ma spesso ci dicono ci ricordiamo di voi, sappiamo che siete venuti, ci avete parlato della bellezza della terra, ci avete parlato di che cosa vuol dire stare bene insieme, cosa vuol dire andare d'accordo tra di noi in classe. Quindi restano sicuramente sbalorditi di quello che noi raccontiamo, ognuno con la propria sensibilità, perché ogni ragazzino ha una propria storia alle spalle, ha un proprio vissuto e si mette in gioco con quello che ha. Quello in cui crediamo comunque è che ognuno ha qualcosa da dare e soprattutto ognuno ha qualcosa da dire. Prima si parlava di patto educativo per i giovani, ma molte volte non ci si sofferma sulla seconda parola, che è quella con i giovani. Nei patti educativi con i più giovani, questi devono far parte del progetto, devono essere i primi a fare le proposte e noi cerchiamo di coinvolgerli raccogliendo il loro pensiero e portando una prospettiva diversa. Il nostro obiettivo non è riempire i giovani, ma è fargli fare un'esperienza, far sì che si pongano delle domande, perché uno dei temi essenziali dell'educazione alla pace in questo caso è proprio la consapevolezza di dove si è. Noi pensiamo che pace sia assenza di conflitto, ma se voi pensate, no, la nostra vita è spesso generata e generabile di conflitti. Purtroppo la vita è così, ci si incontra fra persone diverse, con idee diverse, e il conflitto fa parte della vita. Quanti bambini incontriamo, magari in classe, che stanno vivendo magari una situazione di conflitto familiare e che non sono in grado di esprimere i propri sentimenti. Ma pace non significa assenza di conflitto, ma è educazione all'ordine in relazione a una situazione di fatica, di difficoltà e di disorganizzazione. E l'ultima cosa, e poi passo la parola a Marco che è qui con me, è che la pace è pluriversa, cioè parte da un atteggiamento interiore. E questo lo vediamo con i ragazzi, tant'è che tanti laboratori si concentrano proprio sul desiderio di far fare ai ragazzi un'esperienza personale con se stessi, di conoscersi, di capire quali sono le loro potenzialità. Però è anche una esperienza di relazione, perché si sviluppa e cresce nella relazione con l'altro. E non solo, è mondiale, quindi nel mio processo di crescita deve tener conto anche della dimensione globale, perché noi oggi siamo sempre più inseriti in un contesto che noi chiamiamo glocale, il locale in una visione globale, e questo è il messaggio che portiamo ai ragazzi. Qui con me c'è Marco Pagotto, è uno dei tanti giovani che partecipa a queste iniziative, fa parte di quel gruppo di ragazzi più o meno giovani, comunque generalmente molto giovani, che stanno svolgendo l'anno di volontariato sociale. La bellezza di questo laboratorio che
che posso farlo o devo farlo per forza io, ma siamo in grado di formare giovani perché loro stessi possano parlare ad altri giovani, e questa è una formula eccezionale, perché tra loro i giovani comunicano meglio che se non con noi adulti, hanno un linguaggio diverso, c'è una sintonia diversa. E quindi lascio a lui la parola perché ci racconti qual è stata un po' la sua esperienza all'interno di questo, qualche così piccolo episodio. Salve, piacere Marco. Sì, io 2 anni fa ho avuto il privilegio, diciamo, di fare un anno cosiddetto di servizio civile, in Caritas lo chiamano anno di volontariato sociale, e ho colto la possibilità per 2 o 3 mesi di svolgere questi laboratori formativi, 2 o 3 mesi perché dopo, ahimè, e a noi è arrivato il Covid. Comunque ho avuto la possibilità veramente per questo breve periodo la bellezza di questi laboratori è toccare con mano e sperimentare i giovani, cioè proprio capire un po' come crescono queste nuove generazioni. Dico queste nuove generazioni perché io ho 29 anni, quindi comunque c'è una decina di anni di differenza tra me e quelli delle superiori e ben di più con quelli elementari e medie. E mi ha colpito il fatto che, avendo vissuto da poco l'esperienza della scuola, come sia importante avere per questi ragazzi del tempo che vada al di fuori del contesto scolastico, perché al di fuori, diciamo, di quella istituzione, che di fatto comunque è un'istituzione anche la scuola, c'è la possibilità per l'allievo, ma mi ricordo anch'io in primis, di, diciamo, essere più libero anche di far uscire la propria anima, la propria genuinità, le proprie debolezze e trovare anche le proprie forze. Quindi in primis in questi laboratori si scoprono proprio queste cose qua, cioè l'individuo, il bambino, il ragazzo esce con tutta la sua esuberanza anche, e questo soprattutto nelle superiori, magari elementari è più facile che sia così. E quindi in questo modo si può scoprire l'individuo, il ragazzo si scopre, perché è solo in questo modo qua che viene a scoprire se stesso, e scoprendo se stessi alla fine si trova la pace, c'è poco da fare, cioè trovandosi si può anche trovare la pace, se no non si va da nessuna parte. E sono state tante belle esperienze e niente, l'augurio è quello che questi laboratori continuino sempre, diciamo, nonostante il Covid, o per maniera diretta o in maniera telematica, online, che continuino e dico io a tutto motore, perché c'è un'esigenza veramente, e questo secondo me non lo capiamo bene, per i ragazzi questa cosa qua, cioè non è che lo faccia la Caritas o l'ufficio missionario così tanto per fare, è un'esigenza in primis dei ragazzi per trovare appunto questa valvola di sfogo che nella fase educativa secondo me la scuola c'è, ma c'è soprattutto come fase di istruzione. La fase educativa ha bisogno anche di altre sfere e di altri canali. Comunque buona continuazione di preghiera e grazie dell'ascolto. Molti tra noi fanno parte anche dell'azione cattolica, che dell'educazione fa la sua missione principale, in particolare anche qui nei confronti dei ragazzi, nelle varie iniziative nei gruppi parrocchiali o nei campi estivi. Tutti allora, al di là delle nostre appartenenze singolari, ci sentiamo coinvolti dentro questo tema. Proviamo a dare eco a quanto ascoltato, lasciando riverberare nella nostra vita, nelle nostre esperienze, nei nostri ambiti di impegno, queste domande. Quali sono state per me le migliori esperienze in cui mi sono sentito educato alla pace e in che modo anch'io, nel mio impegno, nel mio servizio, posso essere educatore alla pace di me stesso e degli altri, soprattutto quando mi viene chiesto un servizio educativo.
Pensando a questa veglia, quando la organizzavamo, ci veniva in mente di non rimanere soltanto con uno sguardo locale sulle realtà della nostra Chiesa diocesana. Ci sembrava importante mantenere un respiro aperto, coinvolto sul mondo, soprattutto sulle necessità di pace che in varie parti nel mondo ci sono. Abbiamo pensato oggi di riflettere sulla situazione dell'Ucraina e dei rapporti conflittuali con la Russia. Ancora anche qui in Europa ci sono situazioni di tensione che invocano pace. Dovevamo avere con noi Don Yuri Kodan, cappellano delle comunità greco-cattoliche di Vittorio Veneto e Conegliano, ma non è stato possibile averlo qui tra noi. Ci ha egli stesso individuato un'altra persona, Tetiana, che è qui con noi e che ora porterà la sua testimonianza. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Tetiana Zdeňák, abito qua a Conegliano ormai da tanti anni, da 20 anni che abito in Italia, sono sposata, ho 2 meravigliosi figli di 15 e 10 anni e sono qua oggi di portare la mia piccola testimonianza della vita, della storia del mio paese. Chiedo scusa perché non sono molto abituata a parlare al pubblico, perciò sono un po' emozionata. La prima cosa che vorrei sottolineare è che l'Ucraina oggi vive una situazione abbastanza difficile, che a livello economico, anche a livello confine di guerra con la Russia. Per spiegare meglio devo tornare un po' indietro degli anni, negli anni 2013, quando il presidente attuale di quel tempo era Viktor Yanukovych rifiutò di firmare un accordo con l'associazione con l'Unione Europea, perché il popolo ucraino teneva molto di cambiamenti, aveva bisogno di cambiamento, il suo cambiamento proprio globale vedeva di cambiare la rotta, andare in una direzione diversa, di staccarsi un po' dai paesi che facevano parte di ex Unione Sovietica. E questo rifiuto portò delle proteste pacifiche che partite subito nel tutto il paese. Erano i giovani prima di tutto, i giovani studenti, medici, insegnanti, tutti che proprio speravano un cambiamento. Cosa succede? Dopo qualche giorno di protesta, 10 giorni, proteste sempre pacifici, perché la gente si incontravano in piazza, non urlavano neanche, non protestavano, non avevano slogan, ma parlavano tra di loro. Parlavano delle sue idee, delle cose che avevano nel cuore e del futuro che vedevano. Invece cosa succede? È che scusate un attimo, che il governo decide di intervenire con le forze. Andando a Kiev, alla piazza centrale dove c'era il gruppo di giovani, erano anche pochi, una quindicina di persone, e li hanno bastonato tanto. E questo episodio fu visto da tutto il paese come una privazione di libertà di espressione da parte del governo. Cosa succede? Che succede un flusso di protestanti che vengono a capitale. Praticamente del tutto il paese è partite le persone. A chi partiva a piedi, in treno, macchina, qualsiasi mezzo era buono. Non mollavano neanche per un attimo. Questo qua è portato come secondo l'ufficio di procuratore generale ucraino, ha portato a 2.500 persone che sono rimaste ferite, 104 persone che sono morte in quei giorni là di scontri. Il paese quel tempo là vive caos totale, caos politico perché il presidente era scappato, è andato in Russia, c'era anche un caos militare perché quel tempo là l'Ucraina proprio viveva la riforma di militari, perché anche adesso tornando è obbligo di fare i militari, e quel tempo là invece c'era la riforma che si passava dall'obbligo militare diciamo i militari che chi voleva fare. Caos totale, perciò non c'era nessuno che comandava, che governava. Cosa succede?
al confine dall'est del paese, insieme, aiutando dalla Russia praticamente, servizi speciali che sono stati mandati là dalla Russia, rifornò i collaboratori locali ucraini con le armi. E cosa succede? Che cominciano a distruggere le città, di catturare le città di due regioni che sono là a confine, che sono Luhansk e Donetsk. Vi farò presente che il confine tra Ucraina e Russia è lungo 2295 km, perciò potete capire come viviamo, perché queste cose possono succedere nel qualsiasi punto. È una confine che è più lunga nell'Europa. Dopo la Russia occupa la Crimea facendo un referendum finto che fu riconosciuto solo dalla Russia in quel tempo là, per fare credere che la Crimea volesse staccarsi da Ucraina e diventare un territorio russo. Fate conto, anche là, Crimea è una penisola che è legata al territorio ucraino e che da sola come isola non può vivere, perché non ha né acqua potabile né gas, niente, tutto quello arrivava dal territorio ucraino. E però la Crimea, in Crimea c'erano sempre presenti i forze militari russi, perché affittavano il territorio per avere i suoi navi là, perciò era molto vasta la sua presenza in Crimea. E Crimea è anche una penisola strategica perché va bagnata dai due mari, che a livello, diciamo, di militare è molto strategico come il posto. In questi 8 anni di guerra che stiamo vivendo pienamente, l'Ucraina è riuscita a mantenere la linea di confine, in senso che non sono spostate per niente, però le forze controllate dalla Russia hanno sempre bombardato le truppe in territorio ucraino, perciò i bombardamenti ci sono tutti i giorni. I militari ucraini che difendono il suo territorio, perché la posizione di Ucraina è difendere il suo territorio, sono sempre presenti là, sono sempre bombardati, però non attaccano mai. Si sparano, vanno solo in difesa. Preparando questa cosa qua, che sono un po', diciamo, ho saputo ieri sera, perché doveva essere un'altra persona qua, come sapete, io ho pensato cosa posso fare io, come posso aiutare io il mio paese. Già nei tempi di inizio di guerra abbiamo sostenuto molto con raccolta di soldi, mandando magari in territorio ucraino tanti indumenti, il farmaci, quello che potevamo comprare là magari che mancavano, perché dico, con tutto il caos che c'era era un po' difficile di avere le cose della prima necessità che avevano bisogno, perché anche, come avevo detto precedentemente, l'esercito ucraino non c'era. In maggioranza delle persone che sono andate a difendere il confine erano i volontari, perché magari avevano già minima base di preparazione militare. Noi qua, perché abbiamo anche, siamo tanti, e abbiamo cercato sempre di aiutare il paese e di stare dietro proprio, però dopo magari cambiando, anche avendo un altro presidente, la situazione è un po' cambiata. I militari sono, diciamo, l'esercito è un po' cresciuto, si è rinforzato tanto, perciò noi adesso non interveniamo più. E qua, torno indietro, quando preparavo questa cosa qua, pensavo cosa posso fare io personalmente, come vivo io questa cosa qua. E mi è venuto in mente che io cosa posso fare? Posso raccontarvi i fatti, in senso, ai miei amici, le persone che ho conosciuto qua, di italiani, di altri paesi, di raccontare la nostra esperienza, ma non vissuta dal TV, perché quello che dicono in TV, radio, che scrivono i giornali, sono le cose abbastanza generali e non è che sempre corrispondono a realtà di fatti. E invece magari, avendo possibilità anche di andare a casa, di sostenere le famiglie che hanno perso il papà, perché ci sono tanti morti, tipo nell'aprile del 2014, che è quanto era proprio il momento di scontri più grandi, ci sono stati
sui fatti ufficiali, diciamo sono 17.000 morti e tanti dispersi, però secondo me i numeri sono molto più alti. E io andando a casa, perché per dirti, ho anche mio cugino che a quel tempo là ha compiuto 18 anni e aveva deciso di andare a difendere il suo paese. Lui è andato a fare il militare e dopo è entrato, ha fatto anche il contratto con l'esercito per difendere il paese. È una persona che non racconta niente, però quando guardi nei suoi occhi ci percepisci proprio la tristezza, le difficoltà, i momenti che hanno vissuto là, perché non racconta mai niente, mai, però proprio vedi che è triste. O magari ha avuto anche esperienza con le persone che abitano proprio in quella zona là. Ero amica che, siamo amici di una persona che chiamato a casa nel momento, parlava con sua nipote durante la giornata e ha sentito un rumore forte e erano a telefono e dice: dimmi tu cosa sta succedendo. E dice: guarda, io ero in terrazza fuori, sono appena entrata nell'altra camera, caduta la bomba, il mio mezzo appartamento non c'è più. Sono rimasta viva soltanto perché si è spostata in un'altra camera. E ci sono tante di queste testimonianze qua di persone che veramente dovevano abbandonare le loro case, che dovevano spostarsi e andare a vivere da altra parte. E mi è venuto in mente anche un altro fatto che all'inizio, ma magari anche il sentimento mio, ma avevo percepito quel sentimento di odio. E il di odio, il popolo verso il popolo, che a fine, quando hanno capito che la cosa è soltanto politica, è un conflitto di territorio, di politica, di potenze, cosa succede adesso? Ma ci sono anche magari tanti programmi in TV, ma avevo letto le esperienze delle mamme, specialmente dei genitori, che durante questa guerra qua hanno perso i loro figli, perché, dico, l'esercito era costruito in maggioranza dai giovani, dai 18 anni, 20 anni, 30 anni, non importa, però queste mamme qua che vivono la loro sofferenza e adesso c'è quel momento di, come dire, di supporto. Quando hanno capito che la guerra è perché i canali, nel senso, io nel mio piccolo ho tanti parenti che vivono in Russia. Nel momento quando è iniziato il conflitto nessuno aveva nessun contatto con noi, hanno spento il telefono e non rispondevano, ma era giusto anche per capirsi di avere un confronto tra di noi. Tatiana, grazie della tua testimonianza che sta diventando appassionata e ci fa cogliere uno sguardo. Concludo proprio così, che la cosa è proprio di quelle mamme che quando hanno capito che la situazione era soltanto la politica e le mamme del popolo russo e ucraino si comprendono e si supportano a vicenda e vivono con la speranza che questa situazione finisce a più presto possibile. Grazie. Anche noi ci uniamo a questa speranza che ogni conflitto, anche quelli che abbiamo da vicino e che non conosciamo forse perché non sono abbastanza sotto i riflettori dei media, qualsiasi situazione di conflitto, soprattutto nei popoli poveri, soprattutto in quelle parti del mondo che nessuno mai guarda, possano giungere alla loro conclusione. È soltanto una società più coesa, una società in cui ci sia un dialogo fra tutte le generazioni, possono crescere soltanto così quegli impegni, quei sogni, quelle speranze di pace che diventano realtà. Anche noi lasciamo qualche istante di silenzio per dare eco a quanto abbiamo ascoltato e ci chiediamo, portando nella nostra preghiera in questo momento la nostra vita, come possiamo essere noi oggi costruttori di pace.
Ci alziamo in piedi e acclamiamo alla parola di Dio. senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola. Il Signore sia con voi e col tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. C'erano nella regione di Betlemme alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Parola del Signore. Il messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace di quest'anno individua, come abbiamo ascoltato all'inizio, 3 ambiti che favoriscono, che propiziano la pace: il dialogo fra le generazioni, la promozione del lavoro, l'istruzione e l'educazione. A proposito di quest'ultimo, il titolo del capitoletto che il Papa vi dedica è questo: l'istruzione e l'educazione come motori della pace. Motori, realtà, cioè, che provocano e sostengono il movimento, motori da muovere. E siccome questa è una veglia di movimento, così l'ha presentata Don Andrea all'inizio,
ho puntato la mia attenzione su questo aspetto, come ci viene presentato dalla lettura del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Si potrebbe sviluppare anche altri punti, il rapporto fra generazioni, i pastori e il bambino, il lavoro, l'annuncio viene mentre stavano lavorando, ma sviluppo questo dell'educazione come motore della pace. Perché quello che gli angeli fanno nei confronti dei pastori mi pare che sia da vedere e da interpretare come un'opera di educazione. Qualcuno dice no, è un'opera di informazione. Ma certo, ma non solo, direi che è molto di più, è appunto educazione. Gli angeli fanno cioè quello che è o dovrebbe essere il cuore di ogni opera educativa e proprio per questo mettono in moto, sono motori di un'esperienza di pace. Qual è questo cuore dell'educazione? Lo esprimo così: offrire le buone ragioni per cui vale la pena di vivere. Offrire le buone ragioni per cui vale la pena di vivere. C'è una pena di vivere che è particolarmente presente e accentuata e avvertita nel nostro mondo occidentale. Basta guardarsi attorno, è la cosa più evidente che ci sia. C'è una pena di vivere, ma che è presente e che colpisce ugualmente in tutto il mondo tantissime persone a motivo di ingiustizie, di violenze, di sperequazioni, di guerre. Vale la pena di vivere in questo modo? Credo che tante persone oggi, non solo in Occidente, se lo chiedano con angoscia. Se lo saranno chiesto certamente anche i pastori, che erano costretti a pernottare all'addiaccio, vegliando tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Vale la pena di vivere in questo modo? 365 giorni all'anno, visto che le pecore non vanno in ferie. Ed ecco che il messaggero di Dio, l'angelo, fa un'opera educativa. Porta loro anzitutto un incoraggiamento. Non temete, non lasciatevi vincere dalla pena di vivere. Già questo è un'opera educativa, sbloccare dalla paralisi il cuore delle persone. Poi comunica loro una bella notizia, fonte di gioia. Annuncia loro un evento e insieme offre loro un'interpretazione. L'evento è la nascita di un bambino, avvolto in fascie, lo troverete adagiato su una mangiatoia. Questo è il fatto, l'evento. L'interpretazione è che questo bambino è il Messia, il Salvatore, l'atteso dalle genti. Il Salvatore, il Messia, colui che costituisce la risposta a tutti gli interrogativi sulla pena di vivere, è finalmente venuto e si è fatto presente in un bambino adagiato in una mangiatoia. Potremmo dire, ha scelto questa strada per essere
accessibile a tutti, per non far paura a nessuno, per essere alla portata di ognuno, specialmente dei più poveri e dei più sfortunati. Una grande gioia viene annunciata, un segno concreto viene indicato. Stranamente poi l'angelo non dice presto, alzatevi, muovetevi, andate, partite. No, non c'è nessun invito esplicito detto così. Si limita a dire troverete, che è come dire se vorrete andare, troverete. E questo appello assolutamente discreto è accompagnato dal canto di una moltitudine dell'esercito celeste, dice l'Evangelista, che, precisa, lodava Dio. Ma il canto degli angeli non si limita a lodare Dio, contemporaneamente fa una promessa: sulla terra pace agli uomini che Dio ama. Educazione come annuncio e contemporaneamente appello alla libertà. Questo dovrebbe essere l'educazione, ogni educazione. L'educazione infatti non è semplicemente informazione, non è semplicemente buttar dentro nozioni e competenze, ciò che fa la scuola. Non è semplice sviluppo delle potenzialità e virtualità che sono insite nelle persone. È certamente tutto questo, ma è altrettanto certamente qualcosa di più, di molto di più. È annuncio di una promessa che viene dall'alto, che viene dal Creatore stesso della vita e che dà al vivere umano un senso, cioè una direzione, una meta, una speranza. E proprio per questo questa educazione, che è l'offrire le buone ragioni per cui vale la pena di vivere, proprio questa educazione diventa anche prospettiva e garanzia di pace, pace agli uomini che Dio ha creato per amore. La vita è un dono. Questo in sostanza il cuore del messaggio. La vita è un dono buono, nonostante tutto è un dono buono e va donata. Pace agli uomini che Dio ha creato per amore, che continua ad amare, che chiama ad amarsi fra loro. L'origine della pace, alla fin fine, è l'amore di Dio, accolto, creduto e vissuto. Accogliendo questo annuncio e credendo alla sua promessa, ecco che nasce il movimento. Libero e responsabile, come il Papa diceva dell'educazione, che diceva qui, educazione e istruzione rendono la persona più libera e responsabile. Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Il movimento nasce dall'annuncio di un amore che suscita riconoscenza, gloria a Dio nell'alto dei cieli, che suscita pace fra gli uomini. Non tutte le educazioni sono motori di pace, no, assolutamente. Anche il fascismo, anche il nazismo, anche il comunismo educavano, ma non certo alla pace, non certo alla pace. Se l'educazione
Se il cuore dell'educazione è offrire le buone ragioni per cui vale la pena di vivere, dobbiamo aggiungere che queste buone ragioni non possono essere raggiunte se non attraverso la fede, in nessun altro modo. E hanno molto a che fare queste buone ragioni con quel bambino nato a Betlemme e adagiato su una mangiatoia, annunciato come il Salvatore, Cristo Signore, che vivrà la sua vita proprio così, come un dono accolto, totalmente dono, di cui ringraziare il Padre. È un dono che viene donato agli altri fino alla fine. Proprio per questo noi cristiani, che siamo seguaci di quel bambino adagiato in una mangiatoia, che ha fatto della sua vita un dono accolto, ricevuto e donato, abbiamo un dono e un compito assolutamente unici e singolari: essere educatori di pace con la nostra vita, col nostro esempio, con la nostra testimonianza. Messaggeri di pace, perché messaggeri di quella grande gioia annunciata ai poveri pastori di Betlemme, ma anche a noi oggi. Anche noi abbiamo ascoltato una parola, la parola di Dio, che come nell'annuncio dell'angelo ci dà una buona notizia, ci offre una speranza. Abbiamo ascoltato le parole del Vescovo, le parole delle testimonianze. Sono parole che ci educano, ci guidano fuori da noi, dalle nostre comodità, fanno venire fuori la nostra capacità di spenderci per costruire quei legami di bellezza, di amore e di pace che Dio dona e promette. Lo vogliamo esprimere con un gesto, il gesto del camminare insieme. Tra qualche istante lasceremo questa chiesa e ci recheremo all'esterno verso la chiesa della Madonna dei Broli. Durante la Grande Guerra fu un luogo di prigionia. Dentro poi potrete vedere anche delle testimonianze scritte di coloro che erano lì prigionieri, aspettando tempi migliori e un'attesa libertà. Oggi è divenuto un luogo di preghiera per la pace. Nei pressi di quella chiesa è stata collocata la campana della pace, di cui ascolteremo i rintocchi. Ci guiderà nel cammino il Vescovo, che starà davanti, e tutti insieme dietro a lui cammineremo in modo sinodale, sentendoci comunità guidata dal nostro pastore in cammino per uscire dal nostro egoismo e costruire insieme una società più unita, fraterna, una pace che metta a frutto il dono di quella pace che è di Dio. E tutto questo lo facciamo affidando a Maria, Regina della Pace, la nostra preghiera. Durante il cammino ci accompagneranno i canti che potrete trovare nel libretto a partire da pagina 11. Ci mettiamo dunque in cammino.
Sei tu la forza che dall'alto chiama a sé. Chi cerca Dio in te già Padre pregherà. Forza, coraggio, profezia e carità sono possibili davvero. È Dio che dona a tutti la nuova umanità. Vieni Spirito d'amore, riempi il cuore della Chiesa, il cuore della Chiesa. Dona a tutti la tua pace, pace ed unità. Pace ed unità. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato a noi il figlio nato per amore da Maria. Egli è la luce vera, è la verità. Chi custodisce la parola è nella verità. E Dio è luce in lui. Vieni Spirito d'amore, riempi il cuore della Chiesa, il cuore della Chiesa. Dona a tutti la tua pace, pace ed unità, pace ed unità, pace ed unità. Siamo arrivati alla tappa conclusiva della nostra veglia, dopo esserci messi in cammino, affidando al Signore i nostri passi, i passi dell'intera umanità, affidandoli a Maria, perché possiamo essere davvero costruttori di pace nel dialogo tra le generazioni, nell'educazione e anche nel lavoro, nella quotidianità del nostro vivere. Tra qualche istante sentiremo i rintocchi della campana della pace che è qui al nostro fianco, una campana voluta qualche anno fa proprio per ricordare nel suo suonare quotidianamente l'impegno che scandisce la nostra vita giorno per giorno. È un richiamo alla preghiera per invocare da Dio il dono della pace. È un suono che squarcia le nubi e sale verso il cielo, ma allo stesso tempo ci coinvolge e si diffonde verso le nostre case, chiamandoci nella quotidianità al nostro impegno. Mentre ascoltiamo la campana, facciamo prima qualche istante in cui presentiamo nel nostro cuore la nostra preghiera per le situazioni che abbiamo care, per tutto ciò che in noi e attorno a noi, nel mondo intero, invoca pace.
Ed ora raccogliamo le nostre preghiere e il nostro impegno per la pace nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza. Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te che sei la vera pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima della benedizione un ringraziamento in particolare a Don Brunone e un grazie a quanti hanno collaborato nella realizzazione di questa veglia. Sentiamoci anche, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ricordo, in collegamento con le diocesi del Triveneto nelle iniziative Passi di Pace che ci accompagnano in questo mese. La veglia che oggi abbiamo vissuto sarà trasmessa questa sera anche attraverso i social della Tenda TV. Invochiamo ora, per le mani del Vescovo, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore sia accanto a voi per proteggervi, sia dinanzi a voi per guidarvi. Amen. Sia dietro di voi per difendervi, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Madre dolcissima, come ami Gesù, ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me. Come accogli lo Spirito, accogli il mondo, le sue attese, accogli me, le mie attese, perché in tutto si compia la volontà del Padre. Fa che nel decidermi per Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, guardi agli altri come amico, fratello e padre, come amica sorella e madre. Fa che nel decidermi per Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, guardi agli altri come amico, fratello e padre, come amica sorella e madre.